La Commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha chiuso la procedura sul tagliamento con una decisione che ha spiazzato i proponenti che puntavano ad ottenere una pronuncia sul caso della travessa di Dignano, a cui comitati e associazioni si oppongono. Due erano le iniziative presentate a Bruxelles ed entrambe per motivi diversi sono state chiuse con un nulla di fatto. La prima è quella del Comitato per la vita del Friuli Rurale, presentata da Aldevis Tibaldi. La questione è stata demandata ai capigruppo, quindi a una decisione esclusivamente politica e non nel merito delle questioni da noi sollevate, soprattutto sollevate dal sottoscritto che accanto alla questione ambientale, ai vincoli ambientali, ha portato avanti una vera e propria frode che vedeva la Regione utilizzare fondi pubblici, cioè 30 milioni e 700 mila euro, pervenuti dallo Stato italiano sulla base di un progetto, quello della traversa di Dignano, che non aveva nessun crisma di validità. L'altra iniziativa è relativa alla petizione intesa come raccolta di firme che ha raggiunto 12.000 adesioni ed è stata sottoposta a sua volta al vaglio della Commissione da parte di Assieme per il tagliamento. Anche in questo caso non è andata bene. Petizione che riguardava esclusivamente l'aspetto ambientale, alle vincoli ambientali, ma l'altra questione che ritengo doveroso anche in questa sede finalmente dichiarare, l'uso delle 12.000 firme era assolutamente illegale, era destinato esclusivamente nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia. Questo stop europeo non scoraggia gli attivisti, pronti già a nuove iniziative per far valere le proprie ragioni. Andrà avanti la denuncia che abbiamo già portato davanti alla Procura europea, al Presidente dello Stato italiano e davanti alla Procura regionale di Trieste e insieme alla Corte dei Conti